vorrebbero 2 ore ancora di trasmissione per rispondere a tutti gli sms che stanno arrivando. Ci dispiace per la signora Concas, evidentemente c'è stato un disguido. Adesso gliel'abbiamo detto, può tornare quando vuole. Bene. Ci scusiamo. Franco Pinna, questa questione della museruola, prima ci hanno fatto la lista dei cani pericolosi, poi c'è stato il finimondo, i cani pericolosi non sono più pericolosi, ma vengono definiti impegnativi, così li definisce il nuovo ordinamento. Per impegnativo ovviamente si riferisce ad un soggetto, intendo cane, che nel suo comportamento vede l'incapacità quasi totale dell'individuo umano nel controllarlo e nel gestirlo, tale da garantire poi l'incolumità al cane, all'individuo che lo tiene e alla collettività. È sempre un problema di responsabilità, tant'è che la nuova ordinanza, il nuovo ordinamento ha preso un indirizzo che secondo me è più rispettoso, nel senso, abolendo l'obbligo assoluto della museruola, ha imposto l'obbligo della responsabilizzazione dei conduttori dei cani, quindi dei proprietari, per cui l'obbligo della museruola nasce nel momento in cui si rispetta un senso di educazione civica, laddove il conduttore del cane ritiene che il contesto, e intendo contesto, un contesto affollato in cui ci sia tantissima gente, anche per rispettare, non necessariamente legato al comportamento del cane, ma alla anche pericolosità del cane in quanto tale. Ma è anche un motivo di rispetto per gli individui che cani non ce li hanno e che in qualche modo possono anche avere un minimo di timore. Qui nasce un altro obbligo però da parte dei proprietari dei cani, perché la museruola di per sé è un elemento costrittivo, coercitivo, per cui è necessario che l'imposizione della museruola al cane venga fatto rispettando delle regole di base, di educazione, che facciano compiacere il cane all'uso della museruola. Ci sono dei metodi che consentono anche questo. Ci sono dei metodi. Tirando con lui nei giorni scorsi, tra l'altro sotto Pasqua ci siamo occupati veramente di cani, anche perché in giro ne abbiamo trovati un po'. Ci sono tante famiglie che se li portano dietro, ma tante famiglie che li lasciano per strada. Ma chi è che deve essere educato? Il cane o il padrone? Sia sincero, non ci offendiamo. Però è difficile la risposta, sicuramente il padrone, nel senso che il cane di per sé nasce con uno scopo fondamentale e la sua nascita risale a millenni fa. Lo scopo è quello di aiutarci e di contribuire a dare un valore aggiunto all'esistenza dell'essere umano, ormai perse quelle priorità funzionali, ormai difficilmente si prende un cane appositamente per la guardia o per mansioni specifiche utilitaristiche. Per la caccia, per esempio. Sì, è una porzione abbastanza limitata, nel senso che fondamentalmente lo si prende per compagnia. A questo punto il cane entra in un contesto molto stretto di convivenza umana e la presenza ormai continuativa da tantissimi anni lascia un po' nella presunzione dell'essere umano di conoscerlo a fondo e qui nasce il problema fondamentalmente, cioè la mancanza di consapevolezza di interagire con una specie diversa, una specie che ha una sua definizione specifica in esigenze e soprattutto in comunicazione, e da qui nasce il problema più grosso nella convivenza. Dottor Pinna, io le dico una cosa che è pure banale: quando noi diciamo, anch'io ho un cane, naturalmente il mio è il migliore del mondo e nessuno va contenti, quando noi diciamo gli manca la parola, diciamo una cosa veramente orrenda. Io ho l'abitudine di dire per fortuna. Per fortuna, meno male. Se no sarebbe esattamente come l'essere umano che per sua abitudine pensa una cosa, ne dice una seconda e ne fa una terza. Il cane di per sé è perfetto e la sua perfezione gliel'abbiamo data a noi, nel senso che il cane non esiste in natura, il cane domestico nasce per essere domestico, tant'è che la sua funzionalità e il suo massimo equilibrio può essere garantito solo se a fianco c'è l'essere umano, tant'è che poi lasciato a se stesso i problemi ci sono, su vari punti di vista, dall'igiene poi a fatti di cronaca che ci hanno visti passivamente partecipi e comunque protagonisti. Ecco, io so che c'è un comportamentalista qui, chi è? Eccolo, Milko Congia, è lei? Potete fargli arrivare un microfono? Ecco, Milko Congia, comportamentalista, per chi si avvicina al mondo canino magari è una cosa strana, insomma, neanche noi esseri umani ci occupiamo di noi come voi vi occupate dei cani. Ma perché un cane aggredisce, un cane considerato buono, era il cane di quella persona in particolare, può reagire, azzannare un bambino, rivoltarsi contro il padrone? Che cosa scatta? Qual è il meccanismo che scatta? Buonasera innanzitutto. Faccio i miei complimenti a Franco Pinna per quello che ha detto, perché ha detto cose veramente potenti e sagge che io ripeto sistematicamente nei corsi per i nuovi professionisti.
Il cane è una specie che in realtà in natura non esiste, sta con noi da 150.000 anni circa, dalle ultime ricerche fatte. Allora è fondamentale che anche quando scatta un'aggressione non diamo al cane etichette che non esistono. La bontà e la cattiveria sono categorie morali e la morale appartiene all'uomo, non appartiene agli animali. Il cane in genere quando aggredisce è una domanda un po' particolare perché c'è certamente sempre un motivo. Quando molti clienti mi dicono, molti proprietari mi dicono è stato buono tante volte, in realtà non è esattamente così, il cane prima di mordere ti avvisa. Qual è il segnale? Ci sono tanti segnali di stress che il cane manda, tantissimi, adesso non possiamo stare qui a fare una lezione sul linguaggio di specie ovviamente. Sono tanti questi segnali e l'incapacità, come diceva appunto Franco, è proprio questa, da parte dei proprietari a saper leggere quei segnali lì. Ecco ad esempio perché una regoletta d'oro, mai lasciare insieme soli cani e bambini, mai, anche col cane migliore del mondo. Davvero? Mai, 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 perché il cane non riconosce nel bambino tante volte un cucciolo di uomo. Noi, se posso, abbiamo... Questo è un avvertimento, guardi, io la ringrazio. Importantissimo perché ci sono tante famiglie che invece si fidano certamente del cane. Sbagliatissimo, perché il cane tante volte, noi a questo proposito stiamo come centro cinofilo stiamo approntando un progetto da presentare a ginecologi e pediatri. Mi ricorda il nome del suo centro? Mi fido di te. Mi fido di te. Stiamo approntando proprio un progetto da presentare a ginecologi, pediatri e consultori familiari per le mamme che hanno cani, in modo da aiutare la mamma che sta per partorire o che ha appena partorito nella gestione del cane, nell'approccio con il bambino. Perché cambia il rapporto con la presenza del bambino. Assolutamente sì. Bene, ricordiamocelo, tra l'altro voi state mandando veramente tantissimi sms e noi cercheremo di dargli un'occhiata anche durante la pausa pubblicitaria. Da casa li leggete sui vostri schermi perché in questo modo cerchiamo anche di ragionare sulle domande che si fanno. Ci sono anche delle osservazioni critiche a proposito delle promesse di sterilizzazione che poi non è stata fatta. A fra poco dopo la pubblicità.